Ospite qui un gruppo, loro festeggeranno i loro 50 anni di carriera quando io farò 50 anni d'età. Stiamo parlando della Bottega dell'Arte. Benvenuti a Mille Voci, voi. Ben trovati. Massimo, so che la vostra formazione si è modificata nel corso di tutti questi anni, è anche naturale che sia così, sì. Però due di voi sono in questo gruppo da sempre e siete tu, Massimo, e Alberto alla batteria, quindi voi avete fondato, siete in questo gruppo dalla fondazione? Siamo da sempre nel gruppo. Da sempre. Poi c'è stato un periodo in cui ci siamo fermati, abbiamo lavorato con altri artisti, abbiamo fatto un sacco di danni musicalmente parlando. Beh, perché voi siete tutti italiana. Musicisti, quindi sì, abbiamo fatto tournée, abbiamo fatto produzioni, insomma tante cose. Bene. E dopodiché abbiamo deciso di ricominciare da dove eravamo partiti, quindi abbiamo riaperto la bottega. Benissimo, quindi la Bottega dell'Arte è riaperta e quindi siamo contenti. Abbiamo anche siamo ripartiti anche in tournée, abbiamo fatto 20 concerti che ci hanno dato la forza e la voglia di capire e di continuare, insomma, per raggiungere in questa avventura. Sì, insomma, la strada è quella giusta. Beh, quindi speriamo che anche questa tappa a Mille Voci possa portarvi fortuna. Io qui vicino a me ho Claudio, giusto? Ok? E al basso, alla chitarra? Saverio. Bene, quindi abbiamo la formazione della Bottega dell'Arte e voi ci fate ascoltare un grande successo del vostro gruppo che Partiamo da quello del 1975, il primo successo che era Come due bambini e lo è ancora. Che è il successo della Bottega dell'Arte, Come due bambini. Lei mi diceva, se mi vuoi, facile da amare sono ormai. Qualche frase stupida e poi verrò con te. Si spogliava e i capelli suoi. Ultima illusione davanti a lei. Le mie mani sul suo corpo, ma niente rubai. E dentro il letto nella notte la cercavo e con la mano i suoi capelli le sfioravo. Restare stretti proprio come due bambini, che la paura sempre troverà vicini. Poi, stretta a me, s'addormentò. Forse quella notte mi sognò. Era certo più di un gioco lei. Ora lo so. E dentro il letto nella notte la cercavo e con la mano i suoi capelli le sfioravo. Restare stretti proprio come
Riapre alla grande